Chiunque avesse notizie o l'avesse visto, vi prego, aiutateci a trovarlo. Non sappiamo più cosa fare. Non si smetterà mai di cercarlo. Non si smetterà mai di cercarlo. Aiutateci tutti. Anche una piccola notizia avete visto da qualche parte, aiutateci. Noi confidiamo che qualcuno che era Speriamo. qua sappia qualcosa, che dica qualcosa, che anche in incognito, senza fare nome, in modo che capiamo cosa è successo. Sono ore di angoscia e disperazione, quelle di mamma Sabrina e della sorella Silvia, zia di Alex. Occhiali scuri, il volto stanco di chi non ha dormito. La madre del 26enne rimane lì, all'abbazia di Vidor, dove sabato notte il figlio ha partecipato ad una festa con una ventina di persone. Avrebbe dormito qui, ci racconta la donna, ed il cellulare, dal quale mai si separava, è stato trovato in camera. Parla di lui mentre le scende una lacrima. Brillante, amava la vita, gli piaceva girare il mondo, non sarebbe mai andato via così, non sarebbe mai andato via, no. Intanto continuano serrate le ricerche di Alex, una zona impervia, questa ci spiegano i vigili del fuoco, molte le criticità. Sono i diruppi a nord della zona che sono molto scoscesi e molto ripidi. Lì ci sono delle calate in mezzo alla vegetazione, ai rovi, per cui c'è necessità di personale qualificato. Scandagliato anche il Piave fino alle chiuse di Nervesa della Battaglia. Qua il Piave è abbastanza traditore, si lo sa benissimo perché l'acqua da 30 cm passa anche a 1 metro di profondità. È impervio il Piave. Il Piave è un letto molto pericoloso. Il Piave è un posto che quando ti sei accorto sei dentro nell'acqua e ti trovi con l'acqua veramente fonda. Però qua per perdersi una persona sta un attimo, perché perdi la tramontana nel Piave. Ma nessuna pista viene tralasciata, nessuna ipotesi scartata. Il giovane è scomparso intorno alle 3:30 di domenica, l'auto parcheggiata, all'interno le chiavi e i documenti. Intanto i carabinieri hanno portato via la macchina del 26enne e stanno effettuando accertamenti sul cellulare per capire se e chi ha contattato poco prima di sparire nel nulla.